Era stato identificato a Porto Empedocle il giovane marocchino di 22 anni arrestato oggi perché ritenuto tra gli autori dell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi. Il giovane era in Italia un mese prima dell'attacco. L'unica traccia di lui è l'identificazione del 17 febbraio scorso, quando è arrivato a Porto Empedocle con un barcone. Su di lui c'era un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Agrigento. Si tratta di Touil Abdel Majid, arrestato da Digos Ross per l'attentato di Tunisi. L'uomo irregolare in Italia si era rifugiato da alcuni parenti a Gaggiano, nell'Interland milanese. È ritenuto fra i protagonisti dell'attentato al museo. Un mese prima dell'attacco si trovava in Italia, il 17 febbraio. Infatti Abdelmajid era arrivato su un barcone a Porto Empedocle. Qui era stato identificato insieme ad altre 90 persone e aveva ricevuto dal questore di Agrigento un provvedimento di espulsione. Da quel momento in poi il 22enne sparisce nel nulla, per poi tornare in campo, dicono le accuse, il giorno della strage. Le autorità tunisine lo ritengono tra i responsabili dell'attentato sia della pianificazione che dell'esecuzione materiale della strage. Era il 18 marzo scorso, quando un comando si asserragliò all'interno del museo, il più antico del mondo arabo, che si trova vicino al Parlamento di Tunisi. Alla fine della giornata il bilancio della strage fu di 24 morti, 45 feriti, tra cui 4 vittime italiane. L'arresto di oggi accresce sempre più il timore e la paura che terroristi islamici possano celarsi tra i disperati che tentano la fuga dal loro paese, allarme lanciato nei giorni scorsi.